Santomollo con 15 punti, Antonio Di Nardo in seconda posizione con 13, poi Marco Stefani con 10, questi coloro che attualmente accederebbero alla finale a 3. Tutto ancora da giocare però, ancora molte prove a disposizione, molti punti da raccogliere. Questa quinta corsa Alessandro Gocciadoro e Federico Esposito avranno il punto bonus del ritiro a disposizione, non potranno andare oltre. Vedremo se riuscirà ad allungare Santomollo oppure se qualcuno gli arriverà a tiro. È tutto pronto con il 2 Osiri De Griff, Roberto Vecchione, 3 Visipan, Francesco Tufano, 4 Urbi e Torbi Jet, Antonio Di Nardo, 6 Timbuktu B, Gennaro Amitrano, questi 4 in prima fila. In seconda 7 Kinsey Frontline, Enrico Bellei, 8 Zitrunas Santomollo, 9 Zuve 10 CSM, Edoardo Baldi, 10 Ur del Ronco, Marco Stefani. Un po' di riottosità per Kinsey Frontline che perde un po' di metri a partire. Si parte con la velocità da parte di Osiri De Griff che assume l'iniziativa nei confronti di Urbi e Torbi Jet, il quale scende in seconda posizione alla corda, precedendo Zitrunas che è terzo di dentro avanti a Ur del Ronco. Chiude in coda Kinsey Frontline con Osiri De Griff che si distende già all'avanguardia dopo i primi 200 passati in 14,9. In avanti alle tribune Osiri De Griff in vantaggio nei confronti di Urbi e Torbi e Jet. All'esterno progredisce Timbuktu B, sposta per andare a fare la seconda pariglia Zitrunas in anticipo sulla risalita di Visipan, quale è in anticipo costante nei confronti di Zuve 10 CSM, la quale è ultima al largo. Lungo i birilli invece c'è sempre Kinsey Frontline. 31 per i primi 400 metri di corsa, Roberto Vecchione ed Osiri De Griff che conducono il ritmo a proprio piacimento. 15,6 la curva di destra, Osiri De Griff in vantaggio, all'esterno Timbuktu B, lungo la corda Urbi e Torbi Jet, in seconda pariglia Zitrunas, poi la mossa da parte di Ur del Ronco che va a fare la terza pariglia in anticipo su Kinsey Frontline, mentre Visipan ha avuto problemi e resta in terza ruota appeso con Zuve 10 CSM che gli va a rubare anche l'ultima pariglia. Passaggio al chilometro in 1:16,4, ritmo costante ma tutto sommato dignitoso quello imposto da Osiri De Griff. Gli va accanto ora Gennaro Amitrano con Timbuktu B, Zitrunas segue sempre in pariglia lungo la corda a Urbi e Torbi Jet, 15,1 davanti alle tribune. Aspettano a fare la mossa i più attesi Ur del Ronco e Kinsey Frontline. Ripiega lungo la corda invece Zuve 10 CSM che figura così terza lungo i birilli. C'è stato un 15,1 davanti alle tribune, 15,6 per la curva di destra. Si continua sul piede dell'1:16,5, il ritmo è costante fino alla mossa da parte di Zitrunas che si sposta in terza ruota, allunga Osiri De Griff, cala invece Timbuktu B, prova a mettersi in mezzo alla pista anche Kinsey Frontline, anticipato però da Ur del Ronco. Zitrunas che va all'attacco di Osiri De Griff che al momento si difende, Osiri che ha mezza lunghezza a gestire nei confronti dell'attaccante all'esterno, poi Ur del Ronco che scende alla corda, Kinsey Frontline che prova a venire a fare l'arrivo, gli altri sono più in difficoltà, l'ingresso della retta, Osiri De Griff in vantaggio, attaccato da Zitrunas, poi Ur del Ronco e Kinsey Frontline in vantaggio. Osiride attacca Zitrunas che copre l'avversario, Osiride che si difende, attacca Zitrunas che passa nei pressi del palo. Zitrunas e Santomollo che vincono nei confronti di Osiri De Griff e Kinsey Frontline. Ancora Santino Mollo, 1:15,8 2000 metri, 29,6 la chiusa, la mossa vincente di spostarsi dalla corda e di andare all'attacco di Osiri De Griff. I tempi giusti di Santomollo che vengono a battezzare sul palo Roberto Vecchione, il numero 8 di Zitrunas è il numero vincente per far saltare il banco. 41,66 la quota shock al totalizzatore, il successo per Santomollo che incrementa ancora il vantaggio in classifica, mette una seria ipoteca sul casella in finale. Al secondo è Roberto Vecchione con Osiri De Griff, al terzo Enrico Bellei con Kinsey Frontline, ma tutto il merito a Zitrunas e Santomollo.